Linosa nelle intercettazioni dell'inchiesta Mare Nostrum. Emergerebbe che lo scorso 31 dicembre sarebbe stata fatta partire una corsa straordinaria da Porto Empedocle per la più piccola delle Pelagie con 2 soli passeggeri. Così anche l'Agrigentino entra nel calderone delle indagini sugli sprechi nelle corse degli aliscafi che hanno portato all'arresto dell'armatore della Liberty Line Ettore Morace. Immediata la reazione del sindaco Giussi Nicolini. È fonte di grande amarezza per me e per la mia comunità scoprire che mentre combattevo al fianco dei funzionari della regione impegnati nella riorganizzazione dei collegamenti veloci con le isole per eliminare sprechi e inquinità, loro invece citavano proprio Linosa come esempio di spreco. Ed ancora rincara il primo cittadino, Linosa è l'unica isola a essere stata privata del collegamento interno con Lampedusa per 7 lunghi mesi e a ricevere il taglio del servizio nel periodo invernale. Non si merita certamente di essere annoverata per sprechi. È l'isola più lontana della Sicilia, con circa 400 abitanti, sprovvista di tanti servizi fondamentali che invece sono presenti a Lampedusa, afferma Nicolini. Mentre c'erano e ci sono isole che avevano e che ancora hanno una corsa di aliscafo ogni 5 minuti, Linosa invece priva di diritti e di pari opportunità. È vero che in inverno nel canale di Sicilia l'aliscafo, che avrebbe dovuto effettuare 3 corse settimanali tra le 2 isole, saltava spesso le corse per avverse condizioni meteo e trasportava poche persone, ma lo scandalo stava nei rimborsi che la regione riconosceva alla compagnia marittima, comprendendo anche le spese variabili, per esempio il carburante, che non veniva invece consumato quando la corsa era annullata. Di che cosa dovrei scusarmi, incalza il sindaco delle Pelagie, di avere chiesto il recupero di corse pagate e non effettuate per avverse condizioni meteo, per venire incontro alle esigenze sociali dei miei abitanti?